ricordo di suo fratello. Non ha voce la sorella, ammutolita dal dolore. E questa è l'immagine della tragedia che ha colpito ieri sera la famiglia Scudeler, con la morte di Roberto, 59 anni, operaio alla vetreria di San Polo di Piave. Ennesima vittima di incidente stradale nella Marca, questa volta lungo la provinciale 34, che tra Ormelle e Roncadelle prende il nome di via San Maurizio. Ed è davanti a questa casa, il Civico 43, che si consuma il dramma che coinvolge anche la famiglia albanese che vi abita. Ma non è storia quella è di disgrazia che è storia. A parlare il papà della 33enne che ieri sera era in visita dai genitori con la sua bambina. Verso le 19:45, mentre tutta la zona era sotto una pioggia intensa, la giovane mamma è uscita in retromarcia con la sua BMW da questo cancello, proprio mentre stava arrivando dalla sua abitazione di via Roma Ponte di Piave Roberto Scudeler, in sella ad uno scooter Honda e diretto verso la vetreria per iniziare il turno delle 20. La forte pioggia avrebbe fatto da muro visivo ad entrambi, rendendo ancora più tragico l'impatto, che ha fatto volare mortalmente lo Scudeler sull'asfalto, come testimoniano il casco, i guanti e il salvacollo finiti dall'altra parte della carreggiata. Inutili tentativi di soccorso all'uomo nella disperazione della 33enne, ora indagata per omicidio stradale. E questa mattina, con la sorella, in tanti hanno voluto rendere omaggio a quest'uomo nella riservatezza del proprio dolore. No. Guardi, lasci stare. Io lo conoscevo come collega di lavoro ed era una persona sociale, era una persona precisa sul suo lavoro, puntuale negli orari e ha lasciato veramente un vuoto, ha calato un gelo in questo caso che ieri sera appunto si è saputo. Ora l'attenzione della comunità di Ponte di Piave è per la moglie bielorussa e i due figli che dipendevano totalmente da Roberto Scudeler. Noi abbiamo dato la massima disponibilità per quello che possiamo fare, anche perché il signor Roberto si occupava anche di tutte quelle vicende, anche pratiche, nella praticità di tutti i giorni, anche legate alla scuola, e la famiglia è ben inserita nel nostro territorio. Poi ci sono i due figli. Siamo vicini a loro, daremo una mano nella praticità di tutti i giorni in quello che la famiglia riterrà di doverci coinvolgere.